Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Serra e Talk Show su Social. La puntata di oggi è dedicata allo spettacolo, alla musica e lo facciamo in compagnia di Nicola Palmas, direttore marketing di Jazz in Sardegna. Ciao, grazie di essere qui. Ciao Fabrizio e grazie a te per l'invito. Allora, con Nicola Palmas, appunto direttore marketing di Jazz in Sardegna, non possiamo non parlare del marchio, di quello che oggi si definirebbe brand Jazz in Sardegna, perché storicamente, ormai da più di 50 anni, Jazz in Sardegna rappresenta l'eccellenza poi degli spettacoli, dei grandi eventi portati nell'isola. Anzitutto ti chiedo che impegno è guidare una macchina come quella di Jazz in Sardegna? Grazie Fabrizio. Intanto una piccolissima correzione, 50 anni li compiremo nel 2030 e ci stiamo preparando. Vabbè, Quest'anno si stiamo fanno i avviando. 45 anni, ci stiamo arrivando, ci stiamo arrivando. Quest'anno facciamo i 45 anni, quindi è un'avventura iniziata quando io non ero ancora nato, io ho 35 anni, iniziata nel 1980 con un concerto organizzato tra l'altro in un posto abbastanza iconico per noi, che è il Teatro Massimo, che è la casa insomma, che ci ospita ormai dal 2022. Nel 1980, il 19 maggio per l'esattezza, si teneva il primo concerto al Teatro Massimo di Jazz in Sardegna, quello che poi sancisce l'inizio dell'avventura di Jazz in Sardegna con gli Art Ensemble of Chicago. Quindi sono passati 45 anni, io sono nato qua dentro, sono nato e cresciuto qua dentro, quindi devo dire che sì, è un bell'impegno. Adesso, avendo fatto altre esperienze lavorative, mi rendo conto che insomma è una macchina importante da guidare e da portare avanti. Però ti dico la verità, poi per i primi 25 anni, insomma, io ho iniziato a lavorare qua quando ero un ragazzino, non ce ne si rendeva conto, insomma, era del tutto naturale crescere con artisti, musica diversa, tante influenze, insomma, che arrivano dal mondo esterno, ecco, quindi questa è l'avventura che ci ha portato qua. Un'avventura di onori e di oneri, anche perché l'impegno per mantenere il livello molto alto ogni anno, diciamo così, a ogni impegno corrisponde altrettanta fatica, quindi mantenere Sì. le aspettative alte non è certo facile. Sì, assolutamente sì, soprattutto, allora, ci sarebbe tanto da parlare su questo tema. Parliamo brevissimo delle difficoltà organizzative, insomma. Cagliari in particolare ha perso tanti luoghi di spettacolo purtroppo negli ultimi anni, a partire dall'Anfiteatro Romano, c'è stato poi il Parco della Musica che adesso ospita il mercato di San Benedetto, quello che insomma è stato il trasferimento del mercato di San Benedetto. Noi abbiamo avuto 2 anni fantastici al Parco di Monteclaro nel 2011 e nel 2012 organizzando il Jazz Expo con una risposta di pubblico straordinaria. Quindi adesso trovarsi in assenza di grandi location all'aria aperta soprattutto che possano d'estate ospitare i grandissimi concerti è un po' un handicap in questo senso. Quest'anno, nonostante ciò, nonostante questa difficoltà, abbiamo deciso di andare in fiera, di tornare in fiera, poi che insomma è stata anche quella una delle nostre case storiche dove è nato lo European Jazz Expo e dove ci sono svolte tante edizioni del Festival Jazz in Sardegna. E torniamo in fiera oggi con Edoardo Bennato, il 25 luglio con Edoardo Bennato e l'11 agosto con il concerto degli Earth, Wind and Fire Experience by Al McKay, che insomma è un bel progetto che rientra anche in un progetto di più ampio respiro del Comune di Cagliari che si chiama Cagliari dal vivo. Ecco, parliamo proprio di questo, gli Earth, Wind and Fire, per chi non li conoscesse, ma potremmo dire poca gente, ma visto che siamo sul web e visto che l'età media può essere anche più bassa, diciamo che gli Earth, Wind and Fire sono un gruppo iconico degli anni 70 a livello mondiale per quanto riguarda la musica funky, per quanto riguarda la musica R&B, davvero hanno rappresentato una pietra miliare in tanti successi, penso a September, penso a Fantasy, penso a Let's Groove e diciamo ce ne sono tanti altri. Però voglio appunto focalizzarmi con te sul progetto col Comune di Cagliari, perché è un progetto molto bello che riguarda in qualche modo anche il sociale. Sì, sì. Allora, intanto non è una sviolinata verso il Comune di Cagliari, però il Comune di Cagliari diciamo che ha bandito, ha fatto un bando, ha realizzato un bando, l'ha fatto anche negli ultimi anni, 3-4 anni se non sbaglio, che si chiama Cagliari dal vivo, il cui scopo finale, adesso semplifico ai massimi termini, però lo scopo finale è portare la grande musica di spettacolo nelle periferie, quindi in qualche modo cercare di avvicinare le persone
e le fasce della popolazione che possono essere più svantaggiate dal punto di vista soprattutto economico dell'inclusione sociale, avvicinarle ai grandi eventi di spettacolo. Quindi negli anni scorsi sono stati realizzati grandi spettacoli a Lazzaretto Sant'Elia, nel piazzale del Lazzaretto, penso anche a Max Gazzè con insomma, oltre 8.000 presenze, se non sbaglio nel 2022. Quest'anno si è andati in fiera, noi abbiamo deciso di partecipare con appunto lo spettacolo degli Earth, Wind and Fire Experience. Cosa facciamo? Noi purtroppo per questo evento non possiamo permetterci, diciamo, di concedere la piena gratuità, quindi l'ingresso libero per tutti. La fiera è un posto insomma dove non è possibile realizzare questo tipo di eventi a ingresso libero, soprattutto sullo spettacolo, su certi numeri, diciamo. Quindi stiamo cercando di restituire qualcosa alla popolazione e lo stiamo facendo con un po' di iniziative. La prima iniziativa che abbiamo già lanciato ed è tuttora attiva è una sorta di caccia al tesoro. Mi spiego meglio. Abbiamo distribuito 100 biglietti omaggio in alcuni punti della città, nei quartieri periferici fondamentalmente. Siamo andati a San Michele, Smirrionis, alla Palma, a Montemigi, a Pirri. Sui social abbiamo realizzato dei video svelando un po' gli indizi. Diciamo che insomma, sono indizi abbastanza parlanti. Abbiamo in alcuni casi ripreso anche il nome della via, insomma, quindi gli audaci che ci hanno seguito e avranno anche voglia, perché ce ne sono ancora alcuni che per quanto ci risulta nascosti, che avranno voglia di andare a vedersi video sui nostri account social Jazz in Sardegna, troveranno questi indizi e potranno andare a riscattare il premio, diciamo, che sono 2 biglietti omaggio. Cosa succede poi? Dal momento che non possiamo avere il controllo naturalmente su chi troverà questi biglietti, i biglietti sono inseriti in una busta con una piccola lettera, una piccola preghiera, dove chiediamo appunto che se questi biglietti dovessero essere trovati da persone che si possono permettere comunque il costo del biglietto di uno spettacolo, eccetera, di fare un atto, diciamo, di cortesia e regalarlo. Altruismo poi fondamentalmente. Esatto. Altruismo, esatto. Esattamente. Iniziativa che è assolutamente importante perché, le dicevo anche a microfoni spenti qualche giorno fa, Nicola, Sì. Mette insieme la cultura con il sociale, cioè fare in modo che la cultura non diventi solo un mezzo per pochi eletti e magari solo per persone che se lo possono permettere. Questo va molto bene, questo è comunque un messaggio al di là dell'aspetto degli Earth, Wind and Fire in generale, che può essere preso ad esempio. Sì, assolutamente. Allora, faccio un piccolo preambolo. Allora, io appunto, come dicevo, ho 35 anni, ho avuto la fortuna di nascere esposto a un sacco di musica diversa, un sacco di artisti diversi. Questo, al di là del fatto che magari mi rendo conto che ho una visione dei gusti musicali che magari spaziano un po' di più rispetto a tanti miei coetanei, ma credo soprattutto che la musica sia uno strumento di dialogo, comprensione del diverso, che ci aiuta ad avvicinarci. La musica è pace, unisce, diciamo questo. In questo momento storico è fondamentale quindi che le persone si cimentino, mettano le mani in pasta e si espongano, diciamo, a questo tipo di esperienze che possono solo che arricchire. Quindi, avendo io avuto la fortuna di nascere qua dentro, è da un po' di tempo che ci chiediamo come possiamo in qualche modo restituire, fare in modo che le persone, o meglio i ragazzi che nascono non così fortunati magari, perché appunto nascono in famiglie che il primo budget che si taglia insomma è quello relativo alle spese culturali molto spesso, non per magari volontà ma per necessità. Allora, come facciamo a portare questi ragazzi che non hanno la possibilità appunto di vivere queste esperienze, come facciamo a fargliela vivere? Noi non vogliamo creare i musicisti di domani, probabilmente neanche il pubblico di domani, però magari vogliamo instillare, insomma, mettere una pulce nell'orecchio e tra 100 ragazzi che vengono a vivere queste esperienze, magari uno o due, che so, magari cresceranno ascoltando musica diversa o magari semplicemente gli migliorerà la vita in qualche modo, avranno qualche cosa di arricchimento. Questo è il nostro obiettivo, non c'è qualcosa di definito o meglio di strategico nel portare questo tipo di persone nei teatri e nelle grandi location. Però davvero crediamo che non bisogna far passare il concetto che la cultura è gratuita, non lo è. La cultura ha un valore, come le cose che hanno un grande valore deve avere un giusto corrispettivo monetario. Però appunto al tempo stesso dobbiamo fare in modo di portare nuove persone, nuove intelligenze
nuove anime appunto all'interno di questi spazi di spettacolo. Non ti nego poi che c'è anche un aspetto, se vogliamo, utilitaristico, nel senso, il pubblico degli spettacoli, il trend dei botteghini è in calo, se non per i grandi nomi, diciamo, da hit radiofonica e delle grandi major. Al contempo l'età media del pubblico si alza, come un po' è poi evidente, è lo specchio, no, della popolazione italiana, l'età media si sta alzando, quindi noi dobbiamo cercare un po' di invertire la rotta, di fare quel che possiamo per invertire la rotta. Per questo che questa su Cagliari dal vivo è la prima di una serie di iniziative che stiamo costruendo. Ne abbiamo un'altra sempre per gli Earth, Wind and Fire. Creeremo, diciamo, dei punti di prevendita pop-up in alcuni locali commerciali selezionati nelle periferie, dove i residenti potranno andare a acquistare i biglietti scontati. Ma appunto sono i primi esperimenti di una strategia, diciamo, che poi entrerà nelle nostre policy regolarmente a partire dall'autunno. Io direi che l'idea è quella di allargare il bacino dei fruitori della cultura. Giustamente tu mi hai detto chi vuole fare questo tipo di esperienza, è giusto che la cultura abbia un valore anche monetario, perché comunque è studio, rappresenta impegno, è lavoro, sia chi è sul palco sia ovviamente chi lavora dietro il palco. Esatto. Parlando più sul stretto necessario, cioè 11 agosto, ore 21, Fiera Campionaria di Cagliari, Earth, Wind and Fire Experience. Chi verrà a vedere lo spettacolo, che cosa si deve aspettare? Beh, si deve aspettare l'energia degli Earth, Wind and Fire, quindi insomma sarà uno spettacolo tanto da ballare, perché insomma è impossibile rimanere fermi poi con September, Boogie Wonderland e pezzi del genere, ma anche da ascoltare, perché poi sono insomma una delle band, delle best selling band, adesso è difficile tradurlo in italiano, però una delle band che hanno venduto più dischi di tutti nel mondo. Insomma, numeri spaventosi, più di 2 miliardi di stream su Spotify, più di 2 miliardi di ascolti, di visualizzazioni su YouTube. Oltre insomma alla traccia indelebile che hanno lasciato sulla cultura generale, non solo sul mondo della musica, perché poi sono banalmente pezzi e brani che sono entrati nelle colonne sonore di tantissimi film, pubblicità, insomma fanno parte del nostro essere cresciuti in Occidente con un certo tipo di cultura. Quindi sarà un tuffo nella storia per vedere dal vivo delle canzoni che in tanti di noi hanno sempre ascoltato e magari neanche sapevano che erano gli Earth, Wind and Fire. E soprattutto c'è una band. Sai, visto il periodo dove molto parla con le basi, c'è una band. C'è una super band. Allora, questa è una piccola chicca dal dietro le quinte. Intanto ci saranno 3 date in Sardegna, quindi se c'è qualcuno che all'ascolto non da Cagliari... Vogliamo ricordarle, assolutamente. Sì, l'11 agosto saranno alla Fiera di Cagliari, il 13 agosto saranno all'O Quarter ad Alghero, e il 14 agosto saranno al Parco dei Suoni di Rio La Sarda, che è un'altra location spettacolare, dove probabilmente sarà il posto dove daranno il meglio di loro, perché questa grande cava di pietra arenaria, un posto assolutamente super suggestivo, quindi dove forse lo spirito libero si potrà scatenare ancora di più. È una super band, loro stanno girando, abbiamo dovuto affittare un bus o un autobus da 50 posti, perché loro sono 18 elementi tra coristi, musicisti e quant'altro, più la crew, insomma i tecnici, gli strumenti musicali, quindi girano praticamente con un autobus da 50 persone, quindi sul palco c'è un'energia clamorosa veramente. Noi anche solo per le prove saremo là in fibrillazione. Immagino. Quello che mi viene a dire è come faranno a stare le persone ferme con un sound e con un'energia del genere, ecco. Quello sarà difficile. Sì, sarà difficile. Stiamo studiando infatti adesso anche l'opzione di, insomma, non allo Quarter, forse probabilmente ad Alghero sarà impossibile, però a Cagliari stiamo studiando l'opzione per garantire la massima fruibilità del concerto sia da seduti che da in piedi. Oggi c'è il primo esperimento, appunto, il 25 luglio, il primo esperimento in fiera con Edoardo Bennato, e vediamo un po' come lo spazio reagisce a questo tipo di comportamento da parte del pubblico, che poi è inevitabile che ci si alzi. Senti Nicola, se vogliamo ricordare chi volesse acquistare i biglietti per gli Earth, Wind and Fire, o per la tappa di Cagliari, o per la tappa di Alghero, o per la tappa di Riola, come può fare?
Assolutamente. Allora, consiglio a tutti di andare sul sito www.sardiniaticket.com, dove insomma c'è tutto l'elenco dei prossimi concerti, con i vari link e bottoni per acquistare tutti i biglietti. Tutte le informazioni sono contenute là, però insomma sono poche informazioni da recepire, se non l'orario di inizio, la data, e poi il costo del biglietto, che varia tra l'altro da posto a posto. Credo che il prezzo del biglietto più popolare sia quello di Rio La Sardo, che più o meno si equipara con i biglietti promozionali che stiamo lanciando dalla settimana del 28 luglio nei quartieri periferici. Quindi qua un ulteriore appello, seguiteci sui social network, perché diremo appunto quali sono questi locali commerciali che esporranno la locandina e potranno vendere questi biglietti. E poi niente, insomma, ci vediamo l'11 agosto per un grandissimo concerto. Assolutamente, mi hai anticipato la domanda riferito al seguire i social di Jazz in Sardegna, perché proprio non è solo il discorso dei biglietti sospesi, se così vogliamo chiamarli, da parte vostra per quanto riguarda per il concerto di Erwin Fire, ma proprio per tutta l'attività e per tutto ciò che riguarda le info, le curiosità e le modalità di fruizione degli spazi dei concerti. Sì, esatto. Sui nostri social stiamo lavorando un po' sui social, perché quest'anno c'è stata, diciamo, un'esplosione dell'attività abbastanza importante, e quindi stiamo testando gli strumenti migliori per stare sempre sul pezzo e aggiornare comunque il nostro pubblico costantemente. Stiamo raccogliendo tra l'altro molte informazioni dai social network, e quindi stanno diventando uno strumento molto importante non solo per comunicare ma anche per apprendere, ecco, quindi questa è la cosa importante. Una delle ultime, diciamo, insight, una delle ultime nozioni importanti che ci è arrivata, appunto, quella del trend calante sicuramente dei ticket e dell'età media che si alza per il pubblico, ed è per questo che ci saranno ulteriori iniziative. Sui social lanceremo ulteriori iniziative non solo per questi concerti estivi, ma anche per il Festival Jazz che si terrà a novembre, così come per altri spettacoli che abbiamo già in cartellone, sia al Teatro Massimo che in altre location, diciamo, da settembre in poi. Quindi sì, seguiteci, ci saranno tante novità. E quindi è il caso di dire restate connessi per sapere tutto ciò che Jazz in Sardegna sta portando dalle nostre parti, che insomma, dicevamo prima, è un marchio, è un modo di lavorare, di operare assolutamente d'eccellenza, e anche e soprattutto per tutto ciò che viene portato da queste parti. Nicola, siamo in chiusura, ti faccio l'ultima domanda, Sì. che diciamo è un po' esula dal concetto degli Wind Fire, però ti chiedo qual è il tuo desiderio nascosto? Chi ti piacerebbe portare in Sardegna, ad esempio, e non ci sei riuscito come grande artista, come grande band, come grande progetto? Allora, c'è un artista in particolare che insomma, io reputo personalmente, poi insomma non mi esprimo a nome dell'organizzazione, No, perché certo, certo. qui ci sono altre considerazioni da fare, però Jacob Collier, che è un artista straordinario, tra l'altro giovane, che si è esibito tra l'altro da poco all'Umbria Jazz e ha fatto altre 2 date in Italia. Beh, quello è un nome che, al di là poi dei gusti musicali, eccetera, sono esperienze talmente arricchenti vedere musicisti di quel tipo di livello, che penso, insomma, jazz, non jazz, insomma, siamo proprio fuori da ogni tipo di genere. Bisogna andare a vedere questi musicisti, questi artisti, e sentire cosa dicono, perché abbiamo la fortuna di vivere in un periodo storico dove internet ci regala la possibilità di vederli, conoscerli, anche se non li abbiamo mai visti dal vivo. Quindi poi vederli dal vivo deve essere pazzesco, e vorremmo regalare, io personalmente vorrei regalare al pubblico sardo un concerto del genere. E noi te l'auguriamo come desiderio, ce l'auguriamo, perché ovviamente è una cosa che riguarda tutti coloro che amano la musica, la buona musica, di questi appunto personaggi spettacolari, iconici, perché è quello stiamo parlando. Assolutamente, Nicola, assolutamente. io ovviamente ti ringrazio della tua partecipazione, ci Grazie, rivedremo Fabrizio. in futuro per tutto quello che state organizzando. Perfetto, grazie tante, e grazie ancora per l'invito. Quindi, grazie ancora a Nicola
per la sua partecipazione. Ancora ricordo l'11 di agosto a Cagliari gli Erwin Fire Experience per quanto riguarda Effetto Serra. Ci vediamo prossimamente alle 19:30. Grazie ancora, buona serata. Ciao. Grazie.